quando ho capito che avevo raggiunto la fine della mia utilità professionale nella città di Torino, ho detto a mia moglie cosa facciamo del resto della nostra vita, cosa ci piacerebbe fare e è venuto fuori che ci sarebbe piaciuto allevare le capre. E abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, lasciando sicurezze economiche, comfort tipici della città, ma anche aspetti negativi. La capra è sempre stata l'animale che ha dato il latte all'uomo. Nella Bibbia c'è un passo dove dice che se la donna non ha sufficiente latte per nutrire i piccoli, usi il latte di capra. Noi siamo sempre stati un popolo di migratori, siamo diventati stanziali recentemente nella storia dell'uomo. La mucca non è un animale che si presta a lunghe trasferte di 30, 20, 40 km al giorno. La capra che mangia tutto quello che mangiava, tutto quello che trovava, era più adatta a questo tipo di vita. Abbiamo avviato un allevamento di capre nel 2009, abbiamo deciso di abbracciare la filosofia del chilometri zero, avendo addirittura la stalla a neanche 10 metri dal caseificio che incorpora anche il punto vendita. Aspettavamo da una regione a statuto autonomo una risposta più rapida e più pratica per quello che riguardava l'insediamento sul territorio di una nuova azienda. Noi stiamo cercando di recuperare vecchie tradizioni attualizzandole rispetto alle esigenze del mercato di oggi. Avremmo però preferito avere una collaborazione maggiore sia dagli enti preposti che dalle amministrazioni locali. Qui non esiste chiamiamolo sportello, non sappiamo chi è il nostro interlocutore istituzionale. Tu agricoltore, tu allevatore che hai bisogno di sapere se puoi accedere a quello, ti rivolgi a quello sportello lì. Non esiste. La capra si presta moltissimo alla produzione dei formaggi freschi. Chi è nell'ambiente della caseificazione fa riferimento alla trasformazione del latte alla francese, cosiddetto. In Italia il mercato non è ancora tanto maturo per questo tipo di formaggio, soprattutto qua non c'è tanta conoscenza di quel tipo di formaggio, si cerca piuttosto di optare per degli acquisti su formaggi detti classici, la cacciotta, lo stagionato. Questa è una cosa sulla quale lavoreremo. Produciamo vari tipi di formaggio, produciamo la cacciotta sulla quale c'è uno studio adesso del Friuli Venezia Giulia per cercare di promuovere un prodotto tipico friulano. Sono stati messi a punto dei fermenti per la lavorazione di questo formaggio, grazie al supporto tecnico dell'ERSA, che è l'ente regionale per lo sviluppo agricolo. È stata fatta una ricerca del DNA su capre presenti sul territorio friulano e da quel latte lì è stato ricavato il fermento che noi utilizziamo e dovrebbe consentirci di avere una cacciotta tipica friulana. Noi abbiamo trovato questo appezzamento di terreno allo stato in cui si trova ora, che era un prato stabile, che dava fieno, che veniva tagliato da terze persone. Quando siamo entrati in possesso e proprietà del terreno, abbiamo mantenuto il prato stabile. Non è sufficiente per il nostro fabbisogno aziendale, per cui siamo costretti a cercare fieno altrove. Diciamo che il nostro fieno è anche a chilometri zero, perché arriva dalla via vicino alla nostra, che sarà a 300 metri da qua. Non dimentichiamo che la capra è nota ed ha avuto il suo vissuto come animale molto rustico. Adesso la selezione che l'uomo ha fatto per rendere gli allevamenti intensivi non consente più alla capra di avere delle rese dal punto di vista industriale interessanti se allevata allo stato brado. Parlo delle mie capre specificatamente. Sono capre che amano restare in stalla perché tanto sanno che il mangiare, il cibo gli arriva tranquillamente, quindi non hanno nessuna esigenza di andarselo a cercare in giro. Però abbiamo bisogno che un certo numero di capre dia un certo numero di litri di latte con determinate caratteristiche. Quindi questo si può fare solo avendo il controllo della catena nutrizionale della capra. È una piccola comunità nella quale abbiamo cercato di inserirci anche attraverso iniziative sociali che non miravano esclusivamente al lucro commerciale ma a un partecipare a questa piccola società che dovrà secondo me rivedere le sue posizioni perché il rurale e l'agroalimentare che abbiano caratteristiche assolutamente locali sono il domani per noi, per quello che riguarda il consumo proprio dell'alimentazione umana.
per cui abbiamo cercato di inserirci nella comunità locale, la comunità locale ci ha accolti, ma diciamo che la risposta dal punto di vista commerciale non è proprio della comunità locale, ma arriva da comunità limitrofe. La nostra attività, nel nostro sogno, è quella di farla diventare una cosa autonoma che possa un domani dare da mangiare a una famiglia.